Un'esperienza di puro terrore per oltre un'ora per la coppia di pensionati di Malo rapinati in casa propria per oltre 50.000 euro. È attualmente ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per riuscire a individuare e bloccare i 4 responsabili dell'assalto nella villetta dei coniugi Gregori nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il marito, poco prima di mezzanotte, è stato immobilizzato dai malviventi mentre usciva col cane prima di coricarsi. Attraverso la porta del garage sono saliti in casa trascinando in soggiorno anche la donna che si trovava già in camera da letto. Aggrediti e minacciati, i 2 pensionati hanno infine aperto la cassaforte consegnando orologi, monili e contanti. Per coprirsi la fuga, la banda, probabilmente dell'est Europa, ha infine legato marito e moglie con spago e fili elettrici. La prima a liberarsi è stata la donna, che è riuscita a spezzare i legacci con i denti e a lanciare l'allarme ai carabinieri. Tra i primi a far visita ai pensionati che hanno temuto per la loro vita il sindaco di Malo. Li ho trovati scossi da questa situazione e lo saremo tutti, perché nonostante, diciamo così, sia stato un caso singolo sul territorio, devo dire che anche una persona giovane sarebbe scossa, perché queste persone entrano nell'intimità. Secondo me sono anche professionisti del settore, perché sono andati a colpo sicuro. Le telecamere di via Schio, che erano puntate sulla provinciale, potrebbero aver registrato elementi utili per l'indagine anche nei giorni scorsi. I cittadini però chiedono maggiore sicurezza in zona. Massima allerta per quanto riguarda la cittadinanza, occhi aperti, e noi, per quanto possiamo fare come amministrazione con le risorse limitate, gli strumenti limitati, è quello di attuare quei sistemi deterrenti, illuminazione pubblica e videosorveglianza, che poi anche lì sono limitati. Lì siamo in una zona che comunque in prossimità c'era una videosorveglianza, quindi come ben sappiamo il territorio di Malo è abbastanza controllato da varchi e videosorveglianza pubblica.